Ciao! Sai che è uscito il nostro magico libro Racconti di Natale? Troverai un sacco di storie magiche fantastiche, illustrazioni che ti faranno volare con noi nel periodo più bello dell'anno. Clicca sul link nella descrizione del podcast per scoprire di più, oppure cerca su Amazon Racconti di Natale Podcast. E intanto, buon ascolto! Fiabe per bambini presenta Racconti di Natale, le storie da ascoltare tutti insieme intorno all'albero. Gli gnomi. Una fiaba dei fratelli Grimm. Prima storia. Un calzolaio, senza sua colpa, era diventato così povero che non gli restava altro se non un pezzo di cuoio per fabbricare un paio di scarpe. Le tagliò di sera per farle il giorno dopo e, siccome aveva la coscienza pulita, andò tranquillamente a letto, si raccomandò a Dio e s'addormentò. Al mattino, dopo aver detto le sue preghiere, volle mettersi a lavoro. Ed ecco che le scarpe erano sulla tavola belle e pronte. Egli non seppe che dire della meraviglia e quando si avvicinò per osservarle, vide che erano fatte magistralmente. Non c'era un punto sbagliato, un vero capolavoro. E quello stesso giorno venne pure un compratore al quale le scarpe piacquero tanto che le pagò più del dovuto. Così, con quella somma, il calzolaio poté acquistare cuoio per 2 paia di scarpe. Le tagliò la sera per mettersi a lavoro di buon mattino, ma non ne ebbe bisogno poiché, quando si alzò, erano già pronte e non mancarono neanche i clienti che gli diedero denaro a sufficienza per comprare cuoio per 4 paia di scarpe. Egli le tagliò di nuovo alla sera e le trovò pronte al mattino. E si andò avanti così. Quello che egli preparava la sera, al mattino era fatto, sicché, ben presto, egli divenne un uomo benestante con tutto il necessario per vivere. Ora accadde che una sera, verso Natale, l'uomo aveva appena finito di tagliare il cuoio e prima di andare a letto disse a sua moglie: «Che ne diresti se stanotte stessimo alzati per vedere chi ci aiuta così generosamente?» La donna consentì e accese una candela. Poi si nascosero dietro degli abiti appesi negli angoli della stanza e stettero attenti. A mezzanotte arrivarono 2 graziosi omini nudi. Si sedettero al tavolo del calzolaio, presero tutto il cuoio preparato e con le loro piccole ditina incominciarono a forare, cucire, battere con tanta rapidità che il calzolaio non poteva distogliere lo sguardo, tutto meravigliato. Non smisero finché non ebbero finito e le scarpe non furono belle pronte sul tavolo. Poi, prima che spuntasse il giorno, se ne andarono via saltellando. Il mattino dopo la donna disse: «Gli omini ci hanno fatti ricchi, dovremmo dimostrarci riconoscenti. Mi rincresce che se ne vadano in giro senza niente da mettersi addosso e che debbano gelare. Sai cosa farò? Cucirò loro un camicino, una giubba, un farsetto e un paio di calzoncini e farò un paio di calze per ciascuno. Tu aggiungici un paio di scarpette». L'uomo fu ben contento la sera quando ebbero terminato tutto. Misero sul tavolo i regali al posto del cuoio, poi si nascosero per vedere che faccia avrebbero fatto gli omini. A mezzanotte giunsero di corsa tutti e 2 e volevano mettersi subito a lavorare, ma quando videro i vestiti mostrarono una grandissima gioia. Li indossarono in fretta e furia, poi fecero capriole, ballarono e saltarono fino a quando uscirono dalla porta. Da allora non tornarono più. Ma il calzolaio se la passò bene per tutta la vita. Seconda storia. Una povera fantesca, linda e laboriosa, spazzava ogni giorno e versava l'immondizia su un grosso mucchio davanti alla porta di casa. Una mattina vi trovò sopra una lettera e, siccome poverina non sapeva leggere, la portò alla sua padrona. Era un invito da parte degli gnomi che la pregavano di tenere a battesimo un bambino.
La fanciulla era titubante, ma alla fine si persuase, poiché le dissero, che una cosa simile non poteva rifiutare. Allora vennero 3 gnomi, la condussero nella caverna di un monte e là tutto era piccolo, ma leggiadro e sfarzoso da non dirsi. La puerpera giaceva in un letto d'ebano con i pomi di perle, le coperte erano tutte d'oro, la culla d'avorio e d'oro la tinozza. La fanciulla fece da madrina e volle poi ritornare a casa. Agli gnomi la pregarono di restare ancora 3 giorni da loro. Ella trascorse questo tempo divertendosi lietamente e i nani la colmarono di gentilezze. Quando dovette ritornare, le colmarono le tasche d'oro e la ricondussero fuori dal monte. Ma una volta a casa si accorse di essere stata assente non 3 giorni, bensì un intero anno. Terza storia. A una madre gli gnomi avevano tolto il bambino in culla e ci avevano messo un mostriciattolo con un testone e 2 grossi occhi che non faceva che mangiare e bere. Disperata, la madre andò dalla vicina a chiederle consiglio. Questa le disse di portare il mostro in cucina, di metterlo sul focolare, di accendere il fuoco e di far bollire l'acqua in 2 gusci d'uovo. Così l'avrebbe fatto ridere e se rideva era tutto finito. La donna fece tutto quello che le aveva detto la vicina e quando mise sul fuoco i gusci d'uovo pieni d'acqua, quello zuccone disse: Nei gusci cucinare non ho mai visto alcuno, e sì che vecchio come me non c'è nessuno. E si mise a ridere. E mentre rideva, sopraggiunse una folla di gnomi, e questi gnomi portavano con loro il vero bambino. Lo adagiarono lentamente e dolcemente sul focolare e al suo posto ripresero con loro il brutto e fastidioso mostriciattolo. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi. E mi raccomando, non perderti il nostro libro, Racconti di Natale. Alla prossima storia!